Io arrivo a fine mese fortunatamente, però cioè, ho speso esattamente il doppio dell'anno scorso. Beh, hanno ragione, a me è arrivato uno da 400 euro l'altro ieri, per cui o la pago subito così oppure la diluisco. Siamo pensionati tutti e due e quando abbiamo visto i conti che dobbiamo pagare, io sono rimasta senza parole. Siccome vivo da sola, non è eccessivo questo rincaro, sono 100-150 euro. Ora sto aspettando l'altra e vediamo se conferma questo importo. La difficoltà è per tutti, perché anche uno che lavora, che prende 800-900 euro al mese o anche 1.200, spende 1.000 euro al mese, non al mese, in 2 mesi di gas, ovviamente è un problema. Si fa veramente difficoltà ad arrivare a fine mese, è vero. Sì. Il problema di queste persone esiste perché i rincari sono notevoli. Tutte le bollette arrivano tutti indiscriminatamente, Lei ha notato aumenti di quanto? dunque del 30% almeno. Lo sentiamo tutti, chiaramente, soprattutto il gas per quanto mi riguarda. È difficile per tutti, è difficile anche per le aziende, sinceramente, affrontare i costi dei rincari. Quindi è generalizzato l'aumento, ma non solo delle bollette, lo si vede anche nei supermercati, sono aumentati tutti i prodotti. Si rinuncia a tante cose, sicuramente c'è una rivisitazione anche dei bisogni, forse anche il Covid ci ha insegnato. Un taglio, che ne so, le vacanze, le cene.